Coronavirus, l'epidemia che soffoca l'economia. Il governo nazionale ha dato un giro di vite, dal coprifuoco ai musei in clausura, dallo sport oscurato ai bar e ristoranti serrati alle 6 del pomeriggio. Il Veneto, con ordinanza, disinnesca gli assembramenti del weekend, ma resta in zona gialla. Ora la partita si gioca sui mercati. Prima della stretta regionale, il sindaco di Vicenza, Francesco Rucco, aveva già escogitato un'ordinanza comunale, firmata oggi, per salvaguardare da una parte la sicurezza sanitaria e dall'altra il diritto al lavoro degli ambulanti. Per questo ciascun mercato verrà perimetrato, saranno previsti 2 varchi separati, uno d'entrata e uno d'uscita. Sarà garantita una sorveglianza anti-assembramenti che farà rispettare la distanza tra una persona e l'altra di almeno 1 metro. Inoltre, a ogni cittadino che vorrà entrare al mercato verrà misurata la temperatura. Già dalla giornata di domani i mercati verranno controllati, perimetrati e sorvegliati poi in maniera tale che si eviti la diffusione del virus. In questo modo a Vicenza tutti i mercati settimanali vengono confermati ma messi in sicurezza. Quelli con posteggio in Piazzale De Gasperi e Viale Roma saranno spostati temporaneamente in Viale Dalmazia per garantire l'applicazione delle disposizioni e quindi la sicurezza di commercianti ed acquirenti. Con l'ordinanza firmata oggi il sindaco di Vicenza si allinea anche alle disposizioni regionali che dovranno essere rispettate fino al 22 novembre per evitare assembramenti. La scelta di far sedere presso i bar, presso i ristoranti, quindi nei plateatici, coloro che intendono consumare bevande. Questo per evitare assembramenti, persone che in piedi bevono un aperitivo. Quindi una ordinanza quanto mai necessaria che limita di fatto quindi il problema degli assembramenti.